Il giorno dei primi funerali delle vittime marchigiane e della visita del capo dello Stato agli sfollati. Il terremoto nell'Italia centrale vede un bilancio sempre più pesante che si avvicina pericolosamente a quota 300 vittime. Intanto il cosiddetto sistema di protezione civile, sperimentato con successo in Friuli Venezia Giulia a partire dalla tragedia del maggio del 1976, torna quanto mai necessario per la costruzione di un bypass a sostituire il ponte dei Tre Occhi gravemente danneggiato dalle scosse che proprio gli esperti del nord-est prevedono di realizzare in alcuni giorni, consentendo così il ripristino della più importante via di comunicazione per l'arrivo dei soccorsi. Intanto tra le centinaia di persone che non ci sono più figura una insegnante del Conservatorio di Vicenza, Maria Teresa Carloni, 50 anni, la cui famiglia era originaria proprio di Amatrice, in provincia di Rieti. Come commentano i volontari veronesi reduci dai luoghi della tragedia, si scava ogni minuto, ogni istante e il dramma tocca, ma non può interrompere il febbrile lavoro dei volontari, migliaia di persone divise tra ricerche ed accoglienza degli sfollati, più di 2500 persone che hanno chiesto anche al presidente Sergio Mattarella di non essere abbandonati, non essere dimenticati quando il clamore dell'informazione si attenuerà. Il mondo della politica e delle istituzioni si è mobilitato per aiutare i piccoli centri devastati dal sisma e le indicazioni di carattere generale della prefettura di Rieti, cioè la provincia più duramente colpita dal sisma, riguardano due aspetti cruciali: non mandare né generi alimentari né vestiario, ma soprattutto non cercare di recarsi nei luoghi del disastro, dove già la situazione resta caotica ed intasata per la massiccia presenza di persone tra sfollati e soccorritori. Intanto il lavoro non si ferma e il paese si scopre sempre più esposto ai rischi geologici, come ha confermato uno studio dell'Ordine degli Ingegneri di Padova, che annuncia la disponibilità ad effettuare sopralluoghi tecnici gratuiti.